Ciao tifosi del Napoli! Prima di tutto, non dimenticate di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. Oggi parliamo di una partita che ci ha fatto trattenere il fiato fino all'ultimo, Napoli-Parma, terminata 2-1 per gli azzurri, una vittoria che vale oro. Che serata, ragazzi! Sembrava che la partita fosse segnata da una maledizione, ma alla fine i nostri campioni hanno ribaltato tutto con carattere e determinazione. Il Parma era partito forte, mettendo in difficoltà il Napoli con un gol nei primi minuti che ha gelato lo stadio Maradona. Ma gli azzurri non si sono arresi e hanno lottato fino alla fine. E che dire del debutto di Romelu Lukaku? Il nuovo attaccante belga ha subito lasciato il segno, segnando un gol importantissimo che ha rimesso in carreggiata la squadra. Un debutto da sogno per Lukaku, che ha dimostrato di essere già in sintonia con il resto della squadra. E poi, nel finale, ci ha pensato Anguissa a completare la rimonta, con un colpo di testa che ha fatto esplodere lo stadio in un boato di gioia. Le reazioni della tifoseria napoletana al Maradona sono state incredibili. Dopo un inizio sofferto, l'atmosfera si è trasformata in una festa con cori e applausi che hanno accompagnato ogni azione della squadra. I tifosi hanno riconosciuto l'impegno e la grinta dei ragazzi in campo, e il gol di Lukaku è stato accolto come un segno di grande speranza per il futuro. Ma adesso vogliamo sentire la vostra opinione. Cosa ne pensate di questa vittoria e del debutto di Lukaku? Lasciate un commento qui sotto e diteci cosa vi ha colpito di più in questa partita. E ricordatevi di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna delle nostre esclusive. Forza Napoli sempre!